Il progetto è nato da un'idea, quella di farci aiutare da Grisù nelle manifestazioni che il comando organizza, e in particolare il distaccamento di Conegliano organizza per i bambini. Perché Grisù? Perché con Grisù sono cresciute generazioni di bambini, no? Grisù è il piccolo drago che per contrapporsi al proprio padre voleva spegnere gli incendi, vuole spegnere gli incendi invece che appiccarli. E quindi noi siamo ben contenti di averlo con noi e accoglierà tanti bambini. Noi abbiamo già organizzato per fine maggio, anzi a metà maggio, ci sarà la manifestazione Caserma Aperte accoglieremo tanti bambini qui in caserma a Conegliano, e il 27 il 27 di maggio monteremo le strutture di Pompieropoli, sempre qui a Conegliano. E quindi accoglieremo migliaia di bambini e insieme con i Vigili del Fuoco ci sarà anche Grisù. Diciamo che è una cosa che ho voluto personalmente, poi l'ho condivisa con tutto il personale, con le 32 persone, l'ho condivisa con il comandante provinciale, perché io penso che in qualsiasi casa dove c'è un bambino, specialmente maschio, ci sia il camion dei Vigili del Fuoco. Siamo amati dalla gente, dall'adulto al bambino, e loro quando ci vedono per le strade sono sempre sorridenti, ed ecco perché è nata questa cosa di voler dare qualcosa in più a loro. Il 15 maggio abbiamo, come diceva prima il comandante, abbiamo la giornata delle scuole al distaccamento, circa 1000 bambini, con tutte le scuole qui del comprensorio. Dopodiché il 27 maggio abbiamo la giornata organizzata dall'Associazione Nazionale Pensionati con Pompieropoli, dove i bambini sosterranno delle prove e riceveranno anche poi l'attestato di Vigili del Fuoco, mini Vigili del Fuoco. Noi saremo presenti con Grisù e a settembre che ci sarà sicuramente l'Expo, ce lo porteremo con noi, e poi a Natale di solito andiamo in qualche struttura a visitare i bambini che sono meno fortunati di noi, e sicuramente ce lo porteremo appresso. L'idea è nata perché io conosco molto bene il comandante di Conegliano, Fantinel, e mi ha chiesto: trovami uno sponsor che può aiutarci su questa iniziativa. Io ho detto, dato che la cifra non è grandiosa, lo faccio io come sponsor, come persona fisica, no? Io e mia moglie. Mi dedicavo solamente nei ritagli di tempo, perché ho sempre lavorato fino a fine 2013. Adesso lo faccio, si può dire, quasi come lavoro. Sono nel calcio, sono nello sci, sono in tante altre attività, sempre nel campo dello sport. Dopo Grisù ha già in mente qualche altro progetto da sostenere? Vedremo, è possibile questo, finché c'è possibilità di farlo, lo farò sicuramente.